Buongiorno, ben ritrovati in diretta come ogni giorno per raccontarvi le principali notizie del nostro territorio, tanti collegamenti con le nostre redazioni, ma anche tante le notizie di cronaca, i servizi. Torneremo a parlare anche dell'aggressione avvenuta a Portogruaro l'altro giorno, aggressione contro i sanitari, e ieri sera le minacce di morte contro il personale dell'ambulanza 118 a Conegliano, un tema questo di cui parliamo molto spesso dalla direzione sanitaria, insomma ormai l'esasperazione per questi continui episodi, ma un fatto avvenuto nel Trevigiano, un fatto avvenuto a Paese davvero scioccante, un ragazzino che avrebbe lanciato un sasso su un parabrezzi di una macchina in corsa, e ce ne parla il nostro Cristian Arboito, che lo vedo già sullo schermo con un ospite. Cristian, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Mi trovo con Diego Tiveron, protagonista di un episodio gravissimo, ma ci sono anche degli sviluppi importanti, perché parliamo di una tragedia sfiorata, di una vera e propria tragedia sfiorata, ma c'è un epilogo, possiamo anche definirla una storia a lieto fine per certi versi, però prima i fatti. Quindi Diego, ritorniamo alla serata di ieri alle 18:15 circa. Lei si trovava a bordo della sua Audi con le sue due figliolette. Sì, esatto, era martedì sera, intorno alle 18:15. Io stavo rientrando verso Paese con le due bambine in macchina. Lungo la Castellana ad un certo punto ho notato un ragazzo in bici fermo sul lato destro della strada, una cosa normale, assolutamente l'ho notata perché stavo comunque guardando la strada, e poco prima di passargli accanto ho visto che ha allungato il braccio verso il centro della strada e ho sentito un forte botto sul cristallo anteriore. Sono riuscito ad accostare senza sbandare, mi sono fermato. Ho visto la bici che scappava e quindi ho provato a fare inversione per correre dietro a questa persona, a questo ragazzo, almeno per capire la motivazione e fargli vedere cosa aveva combinato. Capire il perché, anche perché lo vedete dalle immagini, il parabrezza è stato letteralmente sfondato, quindi sì. Un colpo violento. È distrutto il lato passeggero e l'incrinatura è arrivata fino al lato guida, insomma è stato un botto molto, molto forte. Le sue bambine immagino fossero nel sedile posteriore. Le bambine erano sedute dietro nel seggiolino e ovviamente hanno preso paura con il botto che hanno sentito e col fatto che io mi sia fermato subito e dopo chiaramente anche il fatto di aver tentato di inseguire questo bambino per chiedere chiarimenti non ha fatto altro che agitarle ancora di più. Ecco, lo ha inseguito, lo ripetiamo, lo ribadiamo, in tutta sicurezza, perché appunto il ragazzino si stava muovendo in bici e poi vi siete fermati dopo qualche chilometro, qualche minuto in piazza Bogart. Esatto, con il vetro aperto io continuavo a urlargli di fermarsi, che aveva fatto un disastro, invece lui era anche visibilmente impaurito, continuava a scappare. Fino a che a un certo punto ci siamo ritrovati su questo parcheggio di Bogart dove c'era anche un'altra persona che inizialmente ha quasi difeso questo bambino, perché lui è arrivato dicendo aiuto, aiuto, mi inseguono. Quando io poi sono sceso, gli ho fatto vedere il cristallo rotto, ha sentito le bambine che piangevano, si è reso conto insomma dove stava il problema. Fatto sta che il bambino è poi sfuggito, insomma non lo avete fermato fisicamente? No, chiaramente quando gli è stato chiesto di chiamare i suoi genitori ha negato, insomma ha preso ancora di più paura. Allora io a quel punto ho detto va bene, sai cosa c'è? Chiamiamo i carabinieri e poi vediamo. A quel punto lui ha preso la bici ed è scappato via e io onestamente non me la sono sentita di continuare a corrergli dietro, ma avevo le bambine che avevano più bisogno di me e alla fine le ho consolate e poi siamo andati a casa e ci siamo tranquillizzati un po' tutti. Lei però ha deciso di condividere questa sua esperienza sui social e ha dato di fatto anche l'identikit di questo ragazzino, il cappotto giallo, la bici. Allora,
la mia è stata una scelta di attenzione nei confronti degli altri, perché comunque ho amici, ho parenti che abitano nella zona e ho deciso di condividerlo con più persone possibile, usando appunto anche i social per porre l'attenzione. Non sapevo appunto la motivazione, quindi poteva essere benissimo un nuovo tipo di gioco che si stava diffondendo piuttosto che una gang che faceva questo per altri motivi, e di conseguenza ho scelto questi strumenti per portare all'attenzione della collettività. E poi cos'è successo? Perché tra i tanti messaggi che ha ricevuto di solidarietà, di interviste anche da parte di giornalisti e così via, tra i tanti messaggi uno in particolare. Sì, ho ricevuto una telefonata di una persona che ha esordito dicendo: guarda, sappiamo chi è questo bambino, è nostro figlio. Era appunto il papà di questo bambino che aveva visto il mio post su Facebook che avevo condiviso, dall'identikit che avevo dato, quindi bici gialla, cappotto scuro, la zona, più o meno l'età. Ha aspettato che il figlio rientrasse a casa e gli ha chiesto, e il figlio è stato onesto, ha raccontato tutto, insomma, quello che era successo, dicendo che era comunque nelle stradine con la bici e ha avuto paura di essere inseguito da un'auto, quindi si è fermato, ha raccolto un sasso. In quel momento sono passato io e lui ha lanciato il sasso pensando appunto che ci fosse un'auto che lo inseguiva. Questa è la motivazione, quindi non ci sarebbe il coinvolgimento di altri ragazzini, stando almeno a questa prima versione. Esatto, questo è quello che lui ha detto al papà. Poi che sia stato questo o che sia stata una ragazzata chiaramente esagerata, che chiaramente è finita male ma poteva finire anche peggio, però quello che ho apprezzato e che purtroppo non avrei mai pensato è stata la telefonata. Questo significa che ci sono ancora genitori presenti che in qualche modo sono attenti al comportamento dei figli, perché come avrete letto anche poi nei social, la maggior parte dei commenti erano: ma i genitori dove sono, ma come li educano, pene esemplari, eccetera eccetera. Mentre parliamo di un bambino di 12-13 anni, del posto, non aggiungiamo altri dettagli, ci mancherebbe altro, e i genitori sono presenti, insomma, l'hanno chiamata mortificati. Mortificati, si sono resi disponibili a pagare tutti i danni che ci saranno poi quando l'auto verrà sistemata, e a rimproverare con le dovute maniere il bambino. E un'altra cosa bella che ho apprezzato è che ci tengono che sia proprio il bambino a venire a chiedermi scusa di persona. Chiaramente loro l'hanno già fatto come genitori, ma anche questa cosa significa un voler insegnare la responsabilità e le conseguenze anche di quello che si fa. Lei è pronto a perdonare? Assolutamente sì. Ripeto, questa telefonata mi ha lasciato spiazzato e senza parole, e la trovo una cosa positiva, soprattutto da raccontare a tutti, e dire che ci sono genitori che sanno educare. E quindi non sporgerà querela? Non sporgerò denuncia, come in realtà è stato scritto su qualche giornale che io avevo sporto denuncia. No, io avevo fatto solo una segnalazione alla polizia locale, c'era l'intenzione di andare a fare denuncia, ma ho deciso di non farlo. Questa quindi, Daniela, la preziosa testimonianza che Diego Tiveron ha condiviso con noi, una tragedia sfiorata che diventa una storia a lieto fine e magari anche un insegnamento che va oltre il caso specifico. Grazie Diego Tiveron, grazie a Simone Merlo per la parte tecnica, a te la linea, Daniela. Grazie davvero a Cristian Arboit e Simone Merlo, grazie anche al suo ospite che ci ha raccontato, protagonista di questa vicenda. Avete sentito, il ragazzino è stato identificato grazie ai genitori che si sono fatti avanti, dunque davvero una storia a lieto fine che però ha rischiato davvero di finire in tragedia. Insomma, un sasso lanciato poteva creare non pochi problemi, dunque una storia insomma che si è conclusa, avete sentito, non sporgerà nemmeno denuncia.
Ed ora allora andiamo avanti con la cronaca, andiamo nel veneziano, a San Donà di Piave, perché è accaduto un fatto eclatante degli spari in A4 in una stazione di servizio tra San Donà e Cessaltro per rubare un'auto ad un giovane. Paura e colpi di pistola, lo leggiamo su Treviso Today, sparati in aria nell'area di servizio di Castorta lungo l'autostrada A4 tra San Donà e Cessaltro. Poi il furto di una macchina portata via il giovane conducente dopo averlo terrorizzato con l'arma e il volto coperto. Indaga su questa vicenda la questura di Treviso, di competenza sul territorio dell'accaduto. Il primo intervento nella notte tra martedì e mercoledì è stato della Polizia Stradale di San Donà, accorsa in aiuto al giovane conducente al quale era stato rubato tutto, ovviamente aveva lasciato in macchina telefonino, portafoglio e con modalità fra l'altro violente e minacciose. Il ragazzo si era fermato all'autogrill con una Golf bianca e dopo che era andato a prendere qualcosa al bar era uscito e si è trovato di fronte queste due persone incappucciate che avevano nascosto la loro macchina dietro ad un camion. Sono apparse proprio all'improvviso bloccando la Golf e sparando alcuni colpi di pistola in aria. Il giovane ovviamente si è fermato e è sceso dall'auto che è stata rubata da questi due malviventi. Dunque sulla vicenda, come vi ho detto, indaga la questura di Treviso. Ovviamente se avremo ulteriori notizie ve le forniremo e probabilmente ci sarà anche un collegamento da un nostro inviato che si sta portando in zona. Queste dunque le notizie. Ora non so se abbiamo il collegamento telefonico perché c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza da Auronzo di Cadore dove sono stati trovati, scovati alcuni non residenti, anzi 150 falsi residenti nella cittadina turistica. Non so se abbiamo il collegamento, forse non l'abbiamo ancora, quindi noi andiamo avanti con la cronaca, anzi andiamo a Vicenza. C'è stata, vediamo se riusciamo a farvi vedere la Vicenza città blindata per il derby di Vicenza-Padova che si svolgerà domenica, dunque dalle zone rosse alle limitazioni alla viabilità. Per noi lì sul posto la nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina. Vediamo se riusciamo a mandare in onda. Zone rosse a Vicenza indette da un'ordinanza del prefetto in occasione della partita che si svolgerà domenica 16 Vicenza-Padova. Noi ci troviamo qui in stazione, tra stazione Campomarzo, che sarà una delle zone indicate, così come l'area limitrofa allo Stadio Menti e alcune vie del centro cittadino. Zone che saranno bandite ad aspati o pregiudicati e che permetteranno così alle forze dell'ordine gli interventi e un controllo mirati, il tutto per rendere sicura la domenica in vista del match che sarà all'insegna anche delle storiche rivalità tra le tifoserie. Su questo abbiamo sentito il commento dell'assessore comunale allo sport Leone Zilio, che ascoltiamo insieme. La prefettura di fatto ha richiesto delle zone rosse, ma sono quelle diciamo più in prossimità dello stadio, la zona dei caselli autostradali e ovviamente quello della stazione, perché è da lì che arriva il tifo e quindi è lì che ci saranno i maggiori controlli. È una sfida di vertice del campionato e ovviamente è molto attenzionato al tema dell'ordine pubblico e della sicurezza. Nella giornata di ieri è stata montata una rete di separazione tra la parte del tifo degli ospiti e i distinti per limitare o evitare il più possibile il lancio di oggetti, e nella mattinata è stato asfaltato un'area di parcheggio che andava sgretolandosi e dove tifoserie malintenzionate potevano trovare dei sassi da lanciare. Quindi prefettura e questura hanno veramente lavorato in ottima sinergia con il comune di Vicenza per far sì che l'evento avvenga nel clima più disteso e sereno possibile. Certamente è una partita di campionato, è una partita di vertice.
da tifoso insomma, del Vicenza Calcio ci aspettiamo un ottimo risultato e che si possa vivere tutto in ambiente di serenità. Ed ora andiamo subito nel Bellunese, da Auronzo di Cadore, dove sono stati scovati 150 falsi residenti, ma ce ne parla la nostra Tiziana Bolognani, che dovrebbe essersi collegata con noi. Tiziana? Sì, Daniela, buongiorno. Buongiorno a voi, e potremmo dire che ci risiamo perlomeno proprio ad Auronzo di Cadore, perché ce la ricordiamo tutti, un anno fa l'operazione dei finanzieri della tenenza che intercettarono 43 turisti che avevano trasferito la loro residenza in montagna per beneficiare di agevolazioni fiscali. E stavolta ne sono stati trovati 3 volte tanto, 130 falsi residenti per un'evasione di IMU pari a 850.000 euro. L'operazione delle Fiamme Gialle è stata denominata Nemo Est, e stavolta nel gruppone, possiamo proprio chiamarlo così, dei falsi residenti ci sono anche una ventina di aziende del settore turistico alberghiero e dell'occhialeria. Tra il 2019 e il 2023, questo hanno accertato le Fiamme Gialle, sono stati sottratti a tassazione qualcosa come 120 milioni di euro di base imponibile. Il conto è stato presentato a chi ha trasferito la propria residenza nel comprensorio auronzano. Per quale motivo? Per fruire dell'esenzione dell'IMU per l'acquisto della prima casa. Controlli incrociati hanno smascherato l'inganno. Oltre ai sopralluoghi, ai riscontri sui dati delle dichiarazioni fiscali, fondamentale è stata anche la verifica dei consumi sulle bollette di luce, acqua e gas, che sono risultati evidentemente incompatibili con la destinazione degli immobili e delle attività. Insomma, erano consumi cosiddetti stagionali. L'attività di recupero dell'IMU e delle imposte non versate è già partita nei confronti, per l'appunto, lo ripetiamo, di 130 falsi residenti e una ventina di aziende del settore turistico alberghiero e dell'occhialeria. Daniela. Grazie davvero Tiziano. Ovviamente ulteriori informazioni su questa operazione nel corso del nostro telegiornale a partire dalle 19:30, e subito a Venezia, perché lo vedo nel nostro schermo, il nostro Filippo Fois che ci parla del patteggiamento dell'ex assessore del comune di Venezia Boraso in tribunale. Buongiorno Filippo. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Alle mie spalle lo vedete il Tribunale di Venezia, l'attesa è grande perché il Tribunale dovrà esprimersi sulla richiesta di patteggiamento che è stata presentata dall'avvocato dell'ex assessore Renato Boraso, Umberto Pauro, per circa 12 casi di corruzione che vengono contestati all'ex esponente della Giunta Brugnaro, 12 casi di corruzione peraltro ammessi anche nel corso dei 5 interrogatori che Boraso ha sostenuto nei mesi scorsi. Oggi però è anche una giornata di costituzione di parte civile proprio per il procedimento contro Boraso. Si costituiranno parte civile sia il Comune di Venezia che la CGIL di Venezia. Questo potrebbe far ritardare i lavori, la seduta peraltro al momento è anche sospesa, e l'accoglimento o meno della richiesta di Boraso, di patteggiamento di Boraso, potrebbe slittare ai prossimi giorni. L'avvocato Pauro ha proposto 3 anni e 10 mesi di reclusione e il pagamento di 400.000 euro. Se questa richiesta sarà considerata congrua lo sapremo forse oggi e forse no. Noi naturalmente, se ci fossero delle novità, vi chiederemmo immediatamente la linea. C'è da dire anche che oltre a quella di Boraso si stanno approfondendo anche le posizioni di altri 3 imprenditori che hanno chiesto anche loro di patteggiare. Ecco, se non venisse accolto il patteggiamento, è stata già fissata la prima udienza del processo, che sarà il 27 marzo. C'è poi da dire che questo è il filone, quello che sta procedendo più rapidamente, della cosiddetta inchiesta Palude, quella che ha scosso dalle fondamenta l'amministrazione comunale di Venezia. Il filone più atteso e le indagini dovrebbero chiudersi veramente a ore o al massimo a giorni, è quello che riguarda naturalmente il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il suo capo di gabinetto, il vice capo di gabinetto
gabinetto, Maurice Ceron e Derek Donadini, con il magnate di Singapore King Quat Kwong per la trattativa per la vendita dei terreni dei Pini e la vendita poi che invece era andata anche a buon fine di Palazzo Papadopoli, l'ex sede della Polizia Locale di Venezia, che era stata venduta a poco più di 10 milioni di euro da una base iniziale che invece era stata di 14. Dunque al momento non ci sono novità, se ci saranno naturalmente vi chiederemo la linea. Daniele. Grazie davvero, grazie Filippo. Ovviamente noi rimarremo qui ad attendere se ci fossero ulteriori novità, ti cederemo subito la linea per sapere quale sarà la decisione del Tribunale. Noi ora ci spostiamo a Bassano del Grappa perché a 2 settimane dal crollo di un soffitto di un'aula gli alunni della scuola Pascoli di Bassano hanno iniziato a prendere confidenza con le aule che li ospiteranno fino a giugno nei locali del Tribunale. Monica Smider e Alessandro Costacurta sono sul posto con l'assessora all'istruzione Marina Bizzotto. Ci troviamo davanti al Palazzo di Giustizia, il nuovo Tribunale di Bassano del Grappa che da oggi ospita ufficialmente la scuola Pascoli almeno fino alla fine dell'anno scolastico. Questo perché? Perché il 31 di gennaio nell'istituto scolastico si è verificato il distacco di parte del soffitto e quindi si è reso necessario il trasferimento dei bambini. Il Comune, dopo la relazione dei tecnici che evidenzia ampie zone a rischio di distacco, ha deciso di adibire il nuovo Palazzo di Giustizia a scuola. Con noi c'è l'assessore all'istruzione del Comune di Bassano Marina Bizzotto. Allora, dopo giorni di trasloco, finalmente i bambini sono all'interno del Tribunale, ma per fare scuola. Certo, stamattina erano tutti felici di conoscere la nuova scuola e li abbiamo accolti. Chiaro che gli spazi sono ancora un po' tutti da sistemare, ci sono dei piccoli accorgimenti, però comunque oggi hanno ufficialmente cominciato. Com'è stato organizzato all'interno Palazzo di Giustizia e adibito a scuola? Beh, allora, fortunatamente c'erano 8 stanze che si sono prestate bene a essere le aule delle classi e dopodiché ci sono tante stanzette, tanti corridoi larghi e tanti spazi per poter anche fare al meglio l'educazione montessoriana. Sono 150 bambini che da oggi verranno a scuola. Qui come avete organizzato il trasporto anche dei bambini, visto che il Palazzo di Giustizia è in pieno centro storico a Bassano, quindi non è neanche facile per le famiglie raggiungere questa via Marinali? Sì, chiaramente ecco, l'unico svantaggio che ha questo stabile è questo, che per i bambini sicuramente è un vantaggio perché gli dà l'accessibilità al centro e alla città, però chiaramente per i genitori e per chi deve portare poi i bambini a scuola è un po' scomodo, così come tutti i lavoratori del centro per quello. Diciamo che come comune abbiamo messo a disposizione un pedibus con anche l'aiuto dei vigili, che ringrazio, e che ogni mattina e dopo, quando i bambini finiranno al pomeriggio, la mattina o al pomeriggio, riaccompagnerà in piazzale Cadorna questi bambini a piedi. Il crollo di parte del soffitto che si è verificato 15 giorni fa all'interno dell'istituto scolastico Pascoli in realtà ha acceso i riflettori su un problema che è quello dell'edilizia scolastica a Bassano del Grappa. Il 21 di febbraio si aprirà ufficialmente un tavolo di confronto proprio per analizzare questo tema. Sì, si aprirà un tavolo di confronto dove comunque saranno seduti tutti i protagonisti che sono la dirigenza scolastica, i rappresentanti comunque dei genitori a livello di istituto scolastico, i quartieri, la parte amministrativa e un coordinatore che appunto avrà il compito di analizzare la situazione delle scuole, così come sono a livello di edifici, e anche di vedere l'andamento demografico e quello che insomma nei prossimi anni si prospetta per poter fare più o meno le classi. Chiaramente la cosa successa alla Pascoli dà ancora più forza a questo necessario lavoro. Siamo in ritardo purtroppo di una decina d'anni sul fare questa riorganizzazione, però ecco, adesso diventa sempre più necessaria. In situazione di emergenza intanto i bambini della Pascoli sono qui a scuola in tribunale.
poi per settembre, Assessore, si vedrà. Sì, si vedrà, perché comunque è chiaro che adesso come amministrazione saremo chiamati a fare delle scelte. Purtroppo anche la situazione emergenziale della scuola Pascoli ha evidenziato che non siamo in grado, non abbiamo degli edifici nella città che possono ospitare in maniera celere dei ragazzi, quindi bisogna fare comunque tutta un'indagine e un'analisi su dove poi poter ubicare questi bambini a settembre. Ed ora una notizia che parte da Brescia, ma che coinvolge anche la nostra regione, coinvolge esattamente Verona. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Brescia, stanno eseguendo in queste ore 12 misure cautelari e sequestro preventivo di oltre 8,5 milioni di euro e numerose perquisizioni, fra queste proprio in provincia di Verona, nonché in Spagna e in Svizzera, nei confronti degli appartenenti ad un'associazione per delinquere di matrice 'ndranghetista. L'associazione era operativa nel territorio bresciano ed era dedita alla commissione di un'articolata frode fiscale di oltre 365 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche. Ed ora torniamo invece a casa nostra e andiamo a Padova. Dopo le multe alle senza tetto, incontro tra il vescovo di Padova e il questore, c'è stato un dialogo costruttivo, hanno scritto in una nota congiunta. Dopo le polemiche seguite alle multe delle due senza tetto della stazione, c'è stato un incontro tra questore e vescovo di Padova per un confronto sereno e costruttivo sui fatti di cronaca di questi giorni e in nome di una collaborazione mai venuta meno, si legge in una nota, fra la Chiesa di Padova e le istituzioni che garantiscono la sicurezza in città. Alcune realtà religiose di Padova, infatti, dopo le multe avevano sottolineato l'importanza di collaborazione per il bene della città e dei cittadini più vulnerabili. Non si è mai cercato lo scontro, ha ribadito in una nota la diocesi, ma l'obiettivo è quello di trovare strumenti sempre più efficaci e collaborazione per mettere al centro la persona. Il vescovo Claudio nell'incontro ha rivolto parole di stima per il lavoro difficile e complesso a cui la Polizia di Stato di Padova e tutte le forze dell'ordine sono quotidianamente chiamate, e contemporaneamente ha invitato tutti a riportare i toni sul piano del dialogo costruttivo e della ricerca comune di soluzioni civili e pienamente umane, perché di questo si tratta e non di scontro. La questione delle multe alle persone senza fissa dimora effettuate nei giorni scorsi in stazione si basa su un articolo del regolamento comunale di Padova e non è nell'ambito delle zone rosse. Questo fatto va colto come un'opportunità di migliorare e non per alzare barriere, conclude la nota congiunta. E diventa tema di scontro politico quello delle multe ai senza tetto a Padova, sanzioni per bivacco previste dal regolamento comunale ma finite nel calderone delle polemiche per la zona rossa. Da un lato il comune che critica la zona rossa, dall'altra l'opposizione che la difende. In mezzo ci sono le multe alle senza tetto che non c'entrano con le nuove misure del governo ma che fanno pensare ad un'interpretazione politica. Le sanzioni ai senza tetto sono state fatte in base all'articolo del regolamento comunale che vieta il bivacco in alcune aree e non per le nuove disposizioni riguardanti la zona rossa, una precisazione arrivata dalla questura di Padova dopo che il sindaco Sergio Giordani e anche la diocesi con le cucine popolari erano intervenuti chiedendo maggiore umanità e collaborazione nel rapporto con le fasce più deboli. L'opposizione in Consiglio Comunale con Fratelli d'Italia parla di strumentalizzazione. Quelle sanzioni, che comunque poi non vengono esatte, sono una diretta promanazione del regolamento di polizia urbana. Governa da quasi 8 anni questa città e scopre oggi che le persone senza fissa dimora vengono multate in base a un regolamento che ha avuto 8 anni per cambiare. Sulle zone rosse invece si fa solo confusione in maniera ipocrita, perché le zone rosse non servono per multare le persone senza tetto, le zone rosse servono per interdire determinate aree a soggetti violenti con un passato o un presente criminale. Le multe alle due senza tetto in stazione a Padova hanno ulteriormente
ulteriormente inasprito il confronto. Anche la Lega, con la capogruppo Mosco, attacca l'amministrazione sul regolamento di polizia locale e sulla gestione dell'area stazione. Penso che il Comune stia sbagliando a creare questo attrito nei confronti delle forze dell'ordine che non fanno altro che adempiere al loro ruolo. Da un lato mi stupisco che l'amministrazione comunale invece non lo stia facendo, cioè non stia per esempio applicando il regolamento di polizia locale che per primo ha adottato, redatto e votato in Consiglio Comunale. Se poi vogliamo entrare sotto il profilo sociale, ricordiamo che l'amministrazione comunale solo per il quadrante stazione spende circa 80.000 euro l'anno di contributi ad associazioni che dovrebbero fare questo tipo di attività sociale, ma che la realtà invece ci dimostra che così non è. La maggioranza invece è al fianco del sindaco Giordani. Coalizione Civica ha manifestato in stazione con sacchi a pelo per sostenere i senzatetto multati, mentre il gruppo misto con Manuel Bianzale si interroga sul perché non si sia fatto prima qualcosa per le senzatetto e si sia attesa la polemica sulla zona rossa. Fino ad oggi, tra l'altro, queste signore tra virgolette erano già presenti in stazione da qualche giorno e la domanda è a questo punto chi non ha fatto rispettare il regolamento comunale nei giorni precedenti. È ovvio che non vorrei che venisse strumentalizzata questa vicenda, queste situazioni delle due clochard semplicemente per fare polemica politica di cui non ce n'è bisogno. E ieri pomeriggio, sempre per protestare contro le zone rosse, c'è stato un blitz degli attivisti del centro sociale Pedro in prefettura Padova. Per qualche minuto a Palazzo Santo Stefano è stato transennato. All'ingresso sono stati appesi 2 striscioni con la scritta no zone rosse. Oggi la prefettura di Padova è zona rossa. Queste barriere alimentano le diseguaglianze. Siamo contro questa misura e contro il DDL sicurezza, hanno spiegato al megafono gli attivisti. Il presidio è durato poco meno di mezz'ora, poi i 20 attivisti sono stati sollevati dalla polizia e trasportati all'esterno. Ed ora rimaniamo invece a Padova, sempre perché oggi c'è l'inaugurazione del 103esimo anno accademico e ce ne parla la nostra Valentina Visentini. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, sono 803 gli anni che compie l'Università di Padova oggi, tra le più storiche d'Italia, e qui ovviamente come sempre è una giornata di grande tradizione, ma è stata l'occasione per la rettrice Daniela Amapelli di ricordare i record ottenuti quest'anno dall'Università di Padova. Record fotografati dai numeri, sono state oltre 23.500 le matricole, quindi mai si era arrivati a numeri così importanti. In totale gli iscritti sono 75.800 e il 11% sono stranieri. Cresce infatti la presenza degli studenti che arrivano anche dall'estero per frequentare l'Università di Padova, che rimane tra le più prestigiose e tra quelle che hanno ottenuto maggior numero di fondi del programma Horizon Europe per investire nella ricerca. Di ricerca sta parlando anche in questi minuti l'ospite d'onore di questa inaugurazione dell'anno accademico, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha appunto parlato dell'importanza di investire nella ricerca, ma soprattutto di far sì che ci siano regole ferree per sostenere i ricercatori. È un momento di grande tradizione, le vedete si stanno preparando, chiedo al collega Federico Cibotto di inquadrare in questo momento, si stanno preparando anche i goliardi che poi faranno omaggio della tradizionale gallina padovana, la rettrice gallina che è stata appena posizionata perché si era leggermente agitata, come ci spiega il nuovo goliardo eletto proprio Tribuno eletto proprio pochi giorni fa. Sì, esatto, insomma, poi è una gallina, quindi non è che ha molta cognizione, l'ho coccolata tutto il tempo, in realtà è stata anche abbastanza tranquilla quest'anno, però ovviamente le do un po' di riposo, la tengo un po' in braccio, un po' la coccolo, le do un po' d'acqua. Pronti a consegnarla alla rettrice? Pronti a consegnare alla rettrice, la rettrice adora questo momento, quindi sì, insomma, sarà interessante anche quest'anno, se lei è sempre contenta, la coglie col sorriso, se la coccola, insomma, è un bel momento. Ecco. L'aneddoto sul nome della gallina ce lo puoi spiegare? Certo, l'abbiamo chiamata Marina Gambettina in quanto la compagna di Galileo Galilei. Io come tribuno mi sono dato il nome Galileus Polemicus Bovis X e la compagna di Galileo Galilei appunto si chiama Marina Gamba, allora la gallina in suo onore è Marina Gambettina. Grazie mille, quindi tra poco ci sarà la consegna sulle note del Gaudeamus Igitur, l'inno della goliardia. Noi ci troviamo nella sala dei 40 dove c'è anche la storica cattedra di Galileo che la vedete inquadrata proprio alle mie spalle.
spalle, quindi mancano pochi minuti alla conclusione dell'anno accademico. Io restituisco la linea dallo studio, ma vi lascio con le parole ai nostri microfoni della rettrice Daniela Mappelli e della scienziata Elena Cattaneo. Da Padova è tutto, linea allo studio. I numeri sono notevolmente in crescita sia per quanto riguarda gli studenti sia per quanto riguarda il corpo docente e il personale tecnico amministrativo. Per quanto riguarda gli studenti stiamo terminando le immatricolazioni, quest'anno raggiungeremo il record degli immatricolati, siamo intorno ai 23.800 destinati ancora a crescere di qualche unità e in totale adesso abbiamo più di 75.000 studenti, sono circa 75.400 studenti iscritti nella nostra università, per cui numeri veramente importanti, ma un'università che cresce poi cresce in tutto e quindi è cresciuta molto anche nel numero del personale dedicato alla ricerca, siamo intorno ai 2.800 tra docenti e ricercatori, questo dovuto al fatto sicuramente anche a moltissime entrate che sono arrivate dal PNRR, per cui molti sono RTDA, e poi conseguentemente è cresciuto il personale tecnico amministrativo. Io lo ricordo sempre, nel nostro piano strategico per avere un'università agile e che risponde continuamente a quelle che sono le sfide, cerchiamo di mantenere un rapporto 1 a 1, quindi un pari numero tra personale docente e personale tecnico amministrativo. Il fatto che siamo un'università cosiddetta storica non ci ha mai impedito di essere molto visionari, ovvero guardare sempre al futuro. Siamo un'università fortemente improntata sulla ricerca e questo ne fa la nostra grandezza. Nel nostro paese è un paese un po' strano, no? Che sembra sempre in bilico tra competenze e superstizione, no? Tra realtà e finzione. Poi però scopri questi gioielli che sono le nostre università, i nostri centri di ricerca, dove cresce non solo il sapere umanistico e tecnico-scientifico, ma che sono anche una palestra formidabile di spirito critico e responsabilità. A questi giovani vorrei dare un messaggio positivo, nonostante il futuro possa sembrare complesso, e lo è, perché insomma, tutte le società democratiche poi diventano complesse. Ma il messaggio è che l'università è il luogo dove il sapere diventa strumento di resistenza e di rinascita. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio ed ora una notizia importante. La Regione tira dritto, respinge la richiesta di sospensione. In Val Brenta cresce la preoccupazione per il progetto di costruzione di una centrale idroelettrica in località San Gaetano. Fa morire il Brenta, tuonano dalla vallata. Salviamo il fiume, è un grido di dolore, quello che si leva dalla vallata, un grido di dolore per proteggere il Brenta, un grido di dolore che a Venezia proprio non vuole essere ascoltato. Ivan Pontarollo, da sempre in prima linea nella tutela e valorizzazione della Val Brenta, è molto preoccupato per quanto potrebbe accadere se venisse realizzata da un privato la centrale idroelettrica in località San Gaetano. Togliamo acqua a un tratto di fiume importante per la nostra economia locale, ma anche per l'ambiente e la fauna ittica che c'è in questo tratto, curata molto bene dal bacino acqua Fiume Brenta. Togliamo un'economia e un'attività sportiva importante che ha portato 3 medaglie olimpiche d'oro e l'ultima anche qui a Parigi di Gennaro e una di bronzo di Ferrazzi. Togliamo anche la possibilità di imbarco ai 50.000 ragazzi all'anno che vengono qui a fare attività sportiva e didattica sull'ambiente fluviale. La diga porterebbe ad una riduzione in questo tratto della portata del fiume e il rischio per l'ambiente, le attività sportive ed economiche è troppo elevato, tuona Pontarollo, e così la battaglia è portata avanti anche nelle aule di giustizia. Abbiamo fatto ricorso al Tribunale Superiore Unico delle Acque perché la Regione ha fatto evitare l'impatto la valutazione di impatto ambientale alla ditta proponente. Noi ci siamo opposti, ma nonostante tutto abbiamo avvisato anche la Regione e qui faccio intervenire direttamente Luca Zaia se ci tiene tanto a noi veneti e anche al nostro territorio.
la Regione va avanti con l'iter procedurale e questo noi fa molto male nonostante avessimo avvisato gli uffici preposti. Non vi fermate comunque? Assolutamente no, impugneremo anche eventualmente il provvedimento finale e ci batteremo fino in fondo, ma io esorto anche la Regione che metta quel vincolo che aveva chiesto il Consiglio regionale qualche anno fa, che poi la Giunta non ha più fatto regole. Che vincolo? Un vincolo su questo tratto di fiume che è l'unico navigabile in tutta Italia e non solo. Perché venga preservato? Perché è preservato per tutta quell'economia e quello sport che si fa attorno a questo tratto. La Regione Veneto dunque non ha accolto la richiesta di sospensione del procedimento per la costruzione della diga. Anche il comune di Valbrenta si dice preoccupato per il futuro del Brenta ed è pronto a proseguire la battaglia. Più si procede, più è difficile fermare un'opera che se dipendesse da noi non faremmo. Noi l'abbiamo detto sempre scherzando, nessuno magari è contrario alle pale eoliche, però magari messe in piazza San Marco, per noi il Brenta in quel tratto è piazza San Marco, abbiamo medaglie olimpiche, abbiamo un'attività di canoa importante e abbiamo un'attività di rafting che crea lavoro e diciamo che l'iniziativa della Regione mira a garantire sostanzialmente una quantità d'acqua legata alle competizioni, ma noi abbiamo bisogno della vitalità del fiume per i nostri territori, quindi il nostro è sempre stato un grido d'allarme finora inascoltato e quindi crediamo che ove possibile noi la battaglia la faremo fino in fondo. Ne avevamo parlato prima, sanitari minacciati di morte e l'ambulanza scortata, ne parliamo, siamo a Conegliano, vedo già sullo schermo il nostro Lucio Zanato che si trova insieme al comandante della polizia locale di Conegliano. Lucio, buongiorno. Buongiorno, siamo venuti qui appunto al comando della polizia locale per fare il punto della situazione su quello che è successo ieri sera in zona Biscione a Conegliano. Sono con il comandante della polizia locale, comandante Malamace. Cosa è successo realmente ieri sera? Ma in sostanza credo che i fatti siano stati un po' gonfiati dalla stampa perché non è successo nulla di particolare, nel senso che la pattuglia nostra è intervenuta in quanto sollecitata dai carabinieri perché il 118 aveva ricevuto una richiesta di intervento da una persona un po' alterata che a loro dire li avrebbe minacciati di morte. Siamo arrivati sul posto, l'ambulanza ancora non c'era, quindi è arrivata dopo circa 10 minuti perché era impegnata probabilmente su un altro intervento. Effettivamente l'intervento al Biscione non aveva la caratteristica dell'urgenza perché si trattava di una ragazza di 43 anni, a noi nota perché ha problemi di alcolismo e quindi era caduta per terra e aveva qualche piccola contusione. Probabilmente il ragazzo che era insieme a lei era anche lui alterato e forse chiamando al telefono ha usato dei toni pesanti, però poi tutte le operazioni di soccorso si sono svolte in tranquillità, quindi nessuno ha disturbato, ha cerchiato eccetera. Tra l'altro abbiamo filmato tutto con le immagini di videosorveglianza, quindi tutto l'accaduto è documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Quindi possiamo dire insomma zona Biscione comunque sorvegliata 24 ore su 24? Sì, solo all'interno del Biscione ci sono 15 telecamere che sorvegliano H24 tutta la zona, quindi viene monitorata, è un punto di aggregazione però comunque è monitorato ed è attenzionato. La ragazza è stata caricata in ambulanza, quindi dopo è partita l'ambulanza che è andata per la sua strada e la pattuglia ha ripreso il normale servizio, però nessun intervento particolare. Forse una condizione comunque una condizione di disagio quella. Sicuramente da parte della ragazza sì, tant'è vero che è una ragazza che noi stiamo seguendo anche con i servizi sociali del suo comune di residenza perché qualche giorno fa era stata sottoposta a un accertamento sanitario obbligatorio perché evidentemente ha qualche problema di natura anche psicologica, quindi una situazione di disagio che va monitorata con i servizi sociali e contiamo insomma nel breve periodo anche di trovare una soluzione per questa cittadina. Quindi per i cittadini che frequentano il Biscione, prendono la Corriera, zona Conegliano Centro eccetera, possiamo dire insomma situazione sotto controllo?
Sì, almeno per noi la monitoriamo tutti i giorni, quindi chi è presente là, sia gli autisti della MOM che alcuni negozianti che ci sono in zona, lo stesso in Forma Città, insomma, può vedere che tutti i giorni le nostre pattuglie, anche l'unità cinofila, insomma, si reca in quella zona e devo dire che non ci sono più le condizioni che c'erano un tempo. Quindi bisogna dire, insomma, che la sicurezza viene garantita con la presenza nel territorio fisica degli agenti. Certo, quella è una componente importante, quindi le telecamere, la videosorveglianza o altri strumenti tecnologici sicuramente sono di ausilio e di aiuto, però la vera sicurezza, o ancora di più la percezione di sicurezza, perché poi i dati insomma sono oggettivi, la si garantisce con la presenza degli uomini in divisa sul territorio. E il pronto intervento. Grazie al comandante Malamace, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato. Noi siamo qui in compagnia, ci ha raggiunto l'avvocato Stefano Piedrobon del Foro di Treviso. Intanto lo ringraziamo per essere qui, grazie. Grazie a te per l'invito, a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E parliamo proprio di casi di ragazzini, lo abbiamo visto in apertura, fra l'altro un ragazzino, proprio un bambino, perché insomma 12 anni, che scaraventa un sasso contro il parabrezza di un'auto in corsa. Ragazzini, ne abbiamo visto che comunque hanno infastidito, se vogliamo metterlo così, dei sanitari che stavano facendo il loro lavoro. La denuncia arriva proprio dall'ULS 2 insomma, una situazione difficile. Sempre di più ci sono giovanissimi che arrivano in tribunale. Qualcuno dice pene più severe, avvocato. Secondo lei questo può bastare? Ma la storia del sistema giudiziario, delle vicende, diciamo, di rilevanza penale a cui dobbiamo assistere quotidianamente, e lo studio degli interventi normativi che negli anni, e non in pochi anni, hanno cercato di arginare certi fenomeni, dimostra che la leva repressiva, così la possiamo definire, non dico che abbia fallito, ma certamente non ha raggiunto i risultati sperati. D'altra parte, diciamo, tutti gli studi, diciamo, che si occupano dei fenomeni sociali dicono che la repressione in contesti, diciamo, democratici come il nostro la repressione non è lo strumento risolutivo. Ecco, sempre di più ci sono giovanissimi, anche che ovviamente si devono rivolgere a voi come legali, come difensori. Sempre di più questo fenomeno però sta crescendo. Parliamo di minorenni, poi c'è il Tribunale Minori, ma anche di ragazzi, insomma, appena 18enni. Beh, certamente stabilire un discrimine esatto tra il minorenne e il maggiorenne, come se i fenomeni assumessero delle caratteristiche e delle dimensioni diverse, è evidentemente sbagliato. Diciamo che è un atteggiamento, un contegno generale che attraversa orizzontalmente tutte le, chiamiamole, giovani generazioni. E se ne fa un gran parlare, si parla di educazione, di aiutare i giovani a capire, però bisogna anche porsi la questione, che io personalmente credo non sia di secondo ordine, dello spirito di emulazione che a volte può animare questi comportamenti. I giovani certamente sono animati da una carica di rabbia direi indistinta, generica nei confronti delle gerarchie, dell'autorità, di un sistema che non fornisce loro magari le soddisfazioni che si attendono, perché c'è l'incertezza sugli sbocchi lavorativi, l'assenza di adeguati spazi dove poter esprimere le loro aspirazioni provoca in persone magari più vulnerabili, più deboli, istinti di reazione che diventano violenti. L'emulazione è, diciamo, l'alimento, l'humus che dà ancora più forza a questi comportamenti. Come vi approcciate a questi giovani? Perché abbiamo sentito anche molti avvocati dice non è facile poi, nonostante queste persone si trovano comunque in prigione, riuscire a parlare e magari fare anche capire che insomma hanno commesso un reato. Allora, diciamo che noi avvocati, lo dico senza tema di smentita, non abbiamo gli strumenti culturali adeguati per lavorare in questa direzione. Non che siamo degli sprovveduti, ma l'approccio e il dialogo con i giovani che voglia essere condotto, diciamo, ad una certa finalità,
non è compito degli avvocati. L'avvocato deve dare un supporto a quelle istituzioni e quegli organi, pensiamo ai servizi sociali, agli psicologi, perché no ai sacerdoti, alla scuola ovviamente, e quindi affiancare gli sforzi per arrivare, ripeto, a far comprendere ai giovani che cosa sono nella società e che cos'è l'altro nella società. C'è anche un problema di riconoscimento reciproco di ciascuno, riconoscimento del proprio ruolo, riconoscimento dell'altra persona e del ruolo che questa persona svolge. Manca fondamentalmente questo, il dialogo e la capacità di riconoscersi e di identificarsi. Ecco, avvocato, prima di chiudere questo argomento, che effetto le fa quando insomma, viene chiamata per difendere un giovanissimo da reati che poi l'abbiamo visto purtroppo reati anche gravi? Ogni volta che viene nel nostro studio un ragazzo o alcuni ragazzi che hanno compiuto, che vengono accusati di aver compiuto determinate condotte, chiaramente il senso di sorpresa e di dispiacere, diciamo, è inevitabile, perché ogni volta, pur non essendo io di primissimo pelo nello svolgimento di questa professione, ogni volta mi sorprendo di certe condotte. E diciamo che io guardo il ragazzo, ma molto spesso il mio sguardo ruota poi verso i genitori. Dice la famiglia è importante, rimane importante come caposaldo. Sì, tante famiglie mi appoggiano o comunque sono consapevoli anche dei propri errori, tante altre famiglie tendono a giustificare o ad accusare altre persone di ciò che i loro figli hanno fatto. È proprio quella mancanza di riconoscimento di se stessi e degli altri. Avvocato, c'è un provvedimento che ultimamente viene preso spesso, viene richiesto spesso, che è la giustizia riparativa, è stato introdotto dalla riforma Cartabia, e soprattutto nei casi insomma, più gravi, diciamo, in quelli di omicidio. Qualcuno dice, forse per cercare di evitare l'ergastolo, insomma non è facile la giustizia riparativa, vista come dovrebbe essere vista, quando poi la parte della vittima, i familiari della vittima non hanno intenzione di magari incontrare. Questo è successo ad esempio ieri nell'omicidio Ballan. Non è facile, però è un provvedimento che adesso insomma, viene utilizzato spesso, ecco, diciamo, viene richiesto spesso. Sì. La giustizia riparativa nasce da lontano, in Italia è stata introdotta 3 anni fa, 2 anni fa con la legge Cartabia. Non è ancora operativa perché la burocrazia si mette di traverso, non vi annoio, non annoio lei, dottoressa, sui motivi, ma potete immaginare. Ecco, però mi riaggancio quasi a ciò che dicevamo prima in ordine alle condotte, diciamo, delle generazioni più giovani. La giustizia riparativa viene spesso interpretata ancora adesso come uno strumento con il quale l'imputato, la persona accusata di un reato, tende a ridurre, diciamo, le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte. Invece l'approccio della giustizia riparativa è completamente diverso. L'approccio della giustizia riparativa vuole risanare, mi perdoni se uso dei termini un po' aulici, diciamo così, ma ogni reato è una lacerazione del tessuto sociale. La giustizia riparativa vuole in qualche modo riparare, non risarcire il danno, anche magari, ma riparare quella frattura. Quindi cicatrizzare quella lesione, quella ferita che la condotta ha cagionato alla vittima ma anche alla società. Tant'è che ai programmi di giustizia riparativa deve partecipare, si auspica che partecipi anche la comunità attraverso enti rappresentativi, istituzioni. È proprio fondata sul dialogo, come ho detto prima, sul riconoscimento reciproco. L'imputato deve, o il condannato, perché si applica anche in caso di condanna, deve riconoscere, saper riconoscere la vittima nella sua sofferenza. La vittima deve riconoscere nell'altro un soggetto che non dovrebbe più commettere queste cose. Avvocato, una domanda mi sorge, ma sorgeva anche ieri nel caso della Ballan, ma se però la famiglia della vittima, perché qui parliamo insomma di una vittima che purtroppo non c'è più, non vuole avere questo percorso, però potrebbe lo stesso partire questo percorso di giustizia riparativa anche senza
il supporto dei familiari della vittima. Certamente sì, lo prevede espressamente, si parla nella legge proprio, o meglio, definizioni di vittima surrogata, cioè la giustizia riparativa non necessariamente, anche se voglio dire sarebbe orientata al dialogo di cui abbiamo parlato, in realtà può essere attuata anche se la vittima rifiuta questa possibilità di riconoscimento e di apertura. Ma ha senso allora farlo lo stesso? Sì, ha senso perché la giustizia riparativa, ripeto, è espressamente, pone come uno dei principi fondamentali che vittima e imputato sono considerati alla stessa stregua, sono due soggetti che sono rimasti coinvolti da questa lacerazione del tessuto e della convivenza civile, per cui non si può precludere all'imputato che genuinamente e quindi senza secondi fini voglia percorrere questi programmi solo perché la vittima non lo vuole. Si deve dare la possibilità alla persona accusata o condannata per un reato di affrontare, perché è un confronto con se stesso. Ecco, un'ultima domanda su questo argomento, perché poi è la domanda che si fanno molti. Qualora fosse accettato questo percorso di giustizia riparativa, la persona che ha commesso il reato avrebbe la possibilità di uno sconto di pena, e qualcuno si dice ma l'abbreviato, cioè per certi reati insomma fa un po' pensare che si possa, diciamo, lei diceva che sia un proposito genuino, perché sennò può far pensare magari che lo si richieda magari per insomma evitare, ecco, diciamolo, l'ergastolo. Sì, so che lei è avvocato e quindi ovviamente... io cerco di parlare alla cittadinanza, a voi che mi ascoltate. Non è questo, ripeto, lo spirito. La giustizia riparativa e i programmi riparativi vengono condotti da dei mediatori professionali che devono seguire dei corsi di 240 ore, non proprio una bazzeccola, quindi sono persone che devono avere gli strumenti per capire se la richiesta della persona che si rivolge al programma di giustizia riparativa lo fa con spirito genuino. Non è così facile ingannare, diciamo, un mediatore adeguatamente preparato. Poi dobbiamo tutti porci questo problema. Se il sistema penale deve essere inteso semplicemente come un sistema di sanzione e di sanzione feroce, imbocchiamo una china che porterà alla dissoluzione del sistema sociale. Bisogna recuperare le persone, non escludere dalla società. Questo è un problema culturale che purtroppo non è sempre facile diciamo, far comprendere, anche perché le istituzioni, e parlo di certi politici, mi dispiace dirlo, ma mi dispiace, è davanti agli occhi di tutti, diciamo, campano e raccolgono voti proprio invocando soluzioni sanzionatorie e repressive di particolare rigore. I risultati li abbiamo sotto gli occhi. Ecco, invece altro argomento di cui insomma si parla, e quindi vorrei sentire proprio l'opinione di un avvocato, e riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Un po' com'è la vostra opinione su questo? Allora, l'opinione dell'avvocatura è quella per la quale il giudizio accusatorio, attualmente il processo penale, prevede la parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Se le due parti debbono porsi in posizione uguale di fronte al giudice, ne viene di conseguenza necessaria che non vi può essere una commistione tra il giudice e il pubblico ministero, debbono appartenere a due ordini diversi, a due categorie diverse. Attualmente, come sappiamo, la categoria è unica, per cui le promozioni, i procedimenti disciplinari vengono decise da un consesso, il Consiglio Superiore della Magistratura, formato da pubblici ministeri e giudici, spesso più pubblici ministeri che giudici, e quindi questo comporta evidentemente delle distonie del sistema, perché noi avvocati sosteniamo che un giudice che un giorno potrebbe essere giudicato da un collegio disciplinare formato dai pubblici ministeri può essere portato a favorire, oppure il sistema delle correnti: se appartieni alla mia corrente, tu pubblico ministero vuoi andare a fare il procuratore capo a Roma, lo faccio, ti faccio un favore, tu in cambio, eccetera. Quindi una separazione totale che preveda che le assegnazioni ai ruoli e le promozioni e i procedimenti disciplinari vengano
diciamo, regolati da due organi completamente distinti, e che un pubblico ministero non possa da pubblico ministero andare a giudice e da giudice diventare pubblico ministero. Quest'ultimo è un problema però molto residuale, perché in realtà i casi di giudici che transitano da un ruolo all'altro sono veramente una percentuale irrisoria. Questo comporterebbe dunque una decisione super partes da parte o comunque rispetto al giudice? Sì, certamente sì, questo è lo spirito. Il giudice Quindi voi siete favorevoli a questo? Gli avvocati certamente sono favorevoli. Meno i magistrati? I magistrati sono fermamente contrari e hanno proclamato un, chiamiamolo, sciopero per il 27 di febbraio, se ricordo male, una scelta a nostro avviso molto sbagliata, perché inasprisce il conflitto. Va detto che anche la politica non sta facendo nulla per favorire un dialogo, mi scusi se oggi uso troppo spesso questo termine, per cui non è questo il modo per affrontare la questione. Diciamo che la magistratura poi usa un argomento per opporsi alla separazione delle carriere che è profondamente falso e denota una certa disonestà intellettuale da parte di chi propugna questa tesi, e cioè che la separazione delle carriere comporterà la sottoposizione del pubblico ministero, cioè di chi fa le indagini, al pubblico potere, cioè alla politica, il che non è vero, perché verrebbe istituito una sorta di consiglio superiore della magistratura requirente, cioè dei pubblici ministeri, che avrebbe le stesse caratteristiche di quella attuale. Quindi la garanzia di autonomia e di indipendenza viene assicurata da questo nuovo organo. Io la ringrazio davvero, siamo arrivati al termine, ma ci sarebbe davvero ancora molto, sì. Quindi speriamo di averla ancora qui, insomma, per parlare di questi argomenti, che poi insomma la gente si fa delle domande e quindi non è facile a volte rispondere, quindi speriamo di averla ancora qui. Però volentieri, che la giustizia è un elemento essenziale per la convivenza pacifica. Assolutamente. Grazie davvero all'avvocato Stefano Pietrobon. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Tutto. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevamo anticipato prima, un fatto di cronaca avvenuto al casello autostradale in A4, lo vedo già pronto il nostro Christian Arboit, spari per rubare un'auto da parte di due malviventi con il volto travisato. Christian, a te la linea. Sì Daniela, buongiorno di nuovo anche da parte di Simone Merlo. Ci siamo mossi da Paese fino a Cessalto, siamo all'area di servizio Calstorta Sud in direzione Trieste, lungo la 4, lungo il tratto maledetto della 4, così è conosciuto il tratto a due corsie, ma questa volta non vi dobbiamo riferire dell'ennesimo incidente stradale, ma di un fatto particolarmente grave avvenuto nottetempo tra martedì e mercoledì. Due spari sono stati avvertiti in aria nitidamente e appunto questi spari facevano parte di una strategia volta a rubare una Golf. Qui con me c'è il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Cos'è successo? È successo che due banditi con il volto travisato, mi corregga se sbaglio sindaco, hanno sparato in aria questi due colpi e hanno rubato l'auto a un giovane, a un ragazzo che stava uscendo proprio dall'autogrill, dal ristop. Quindi quest'uomo si era fermato per una sosta, quando è salito in auto è stato raggiunto da questi banditi travisati, che prima appunto hanno sparato in aria dei colpi di pistola, un fatto davvero inquietante. Sì, massima vicinanza al ragazzo che ha subito il furto dell'auto e anche degli effetti personali. Molto probabilmente, come vedete, dietro a un camion di notte, immaginiamolo anche col buio, quindi è anche facile nascondersi. Certamente la cosa è aggravata dall'uso delle armi, quindi questa cosa ci preoccupa e quant'altro. So che le forze dell'ordine stanno già indagando e quindi ho massima fiducia in questo, e anche aumentino, se possibile, il controllo nell'area
velocità autostradale. Sappiamo che l'autostrada comunque qui è in direzione Trieste, quindi velocemente raggiungi il confine, pertanto è una cosa che può accadere purtroppo, è il metodo che ci fa paura. Probabilmente, ecco, l'auto, questa Golf bianca, serviva per delinquere, forse non era l'oggetto, il fine proprio dell'azione criminale, ma serviva forse un mezzo per o compiere un furto o chissà che cosa. Sì, assolutamente, molto probabilmente la dinamica, il fatto di uscire e arrivare subito in autostrada e andare via velocemente, in un'ora sei al confine, quindi molto probabilmente sarà quello il motivo. Ecco, tra l'altro questa è un'area di servizio molto, molto nota anche per altri motivi, insomma, parliamo di rotta balcanica e quant'altro. Sì, esatto, qui molto probabilmente sì, è conosciuta purtroppo anche per questo, per l'abbandono di minori, è successo in passato, fenomeni violenti, e purtroppo sappiamo quando c'è un grande passaggio di persone e verso il confine, purtroppo ci siamo abituati e sembra che questa sia una normalità, invece non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere più monitorata questa parte di autostrada, già lo è, o è difficile proprio monitorarla proprio perché logisticamente è un polo strategico? È difficile da monitorare perché comunque la velocità dello scorrimento ti porta a delinquenza. Io so di certo che comunque è molto monitorata e anche verrà potenziata ulteriormente tutto quello che sta sul potenziamento della polizia stradale che compete il controllo del territorio in quest'ambito. Ecco, le indagini sono affidate alla squadra mobile di Treviso. Nel corso di questa azione criminale sono stati sottratti anche portafoglio, cellulare, effetti personali di questo ragazzo, appunto, che poi alla fine è stato derubato di una Golf bianca. Le indagini quindi sono in corso e sicuramente il sistema di videosorveglianza che è presente qui in zona, come in tutti gli autogrill, potrà magari dare un contributo alle indagini stesse. Per il momento è tutto, ringrazio ancora Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Con Simone Merlo, Daniela, ti restituisco nuovamente la linea. Grazie davvero a Cristiano Arboito. Ovviamente continueremo a parlare di questo gravissimo evento nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 nell'edizione di Treviso e alle 18:30 in quella del Veneto. Ed ora invece cambiamo discorso, parliamo di giovani, di giovanissimi, parliamo di giovani che sono legati allo sport fondamentale in un momento in cui sicuramente si parla purtroppo di giovanissimi in altri termini, con giovani protagonisti di reati, li abbiamo visti anche di recente, in un fatto avvenuto a Paese proprio ieri con il nostro, ormai lo conosciamo, Mirko Casteller, psicoterapeuta. Grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito. E Brando Brandi che fa parte del rugby Villorba, e la ringrazio davvero per essere qui. Dovrebbe collegarsi con noi, speriamo, il sindaco di Villorba, e intanto lo salutiamo, speriamo che si colleghi presto. Intanto partiamo da questo, insomma una giornata di incontro, e l'avete chiamata il valore della pallovana nei rimbalzi imprevedibili della vita. Perché? Sì, allora sarà una serata rivolta a tutti i ragazzi, i giovani dai 14 ai 19-20 anni nel rugby, uno sport che ha delle caratteristiche importanti, ad esempio una fondamentale, che si va avanti passando indietro. E quindi sembra un paradosso, ma è una delle caratteristiche. E lei lo conosce bene questo sport? Lo conosco bene perché l'ho giocato per anni, ho ritrovato gli amici all'interno del Villorba Rugby da cui sono partito, formalmente tanti anni fa, e il passaggio indietro è una caratteristica, si riesce a fare e si riesce a avanzare nel momento in cui si passa indietro. Se non c'è il sostegno, se non c'è l'alleanza, se non c'è la vicinanza del gruppo, difficilmente si riesce ad andare avanti. Useremo delle metafore, che sono metafore proprio della nostra vita. Ad esempio nel rugby è più importante il campo largo rispetto al campo lungo, rispetto ad altri sport. Perché largo? Perché noi siamo abituati all'eternità della vita, alla lunghezza della vita. Invece oggi la vita deve essere larga, di valori, principi e soprattutto di sensazioni positive che i giovani devono vivere nel senso della propria vita, e il campo li costringe a stare nella realtà. E la realtà di cui noi abbiamo bisogno oggi per sconnetterli dai social, dalla rete, è proprio quella di uno sport di squadra come il rugby, ritrovando i fondamentali dei valori della propria vita.
Ad esempio si dice nel rugby la palla uomo. La palla uomo è una caratteristica. Quando ti togli dalla responsabilità e hai paura che l'avversario ti venga addosso, dai la palla al tuo vicino, al tuo amico, al tuo compagno di squadra. Quindi scarichi su di lui le responsabilità, che è la cosa peggiore che si può creare nel momento in cui c'è un'azione di gioco. Ecco, tutti questi temi, che sono temi di gioco, noi li trasformeremo con dinamiche psicologiche, ma soprattutto con senso di valore e esistenza di cui i giovani hanno bisogno in questo momento storico. Ecco, quanto è importante per i giovani appartenere non solo ad una squadra, ma fare uno sport oggi, proprio in questo momento in cui si parla di giovani purtroppo in altri termini? Beh, io dico sempre che c'è sport e sport, ma senza entrare nella valutazione di quali sport sono meglio e quali sono peggio, io dico che fare sport è una scuola di vita, sicuramente è una scuola di vita. Il problema è che lo sport a sua volta si divide in sport, tra virgolette, minore e sport di vertice. Lo sport di vertice è il punto d'arrivo, è la meta a cui tutti, comprese le famiglie, vogliono arrivare, per cui la competitività è comunque esasperata e ci sono delle situazioni in cui se uno non è campione non è più nessuno. Invece c'è lo sport minore. In questo caso il Villorba Rugby non è che rappresenti uno sport minore, anzi il rugby è uno degli sport più praticati in Italia, ma diciamo che ha questa dimensione anche familiare, per cui noi mettiamo al primo posto la socialità e l'educazione, e questo ci ha dato la possibilità di emergere in un panorama molto affollato, perché Treviso ha squadre di rugby in ogni angolo della provincia, ma anche perché ci ha dato la possibilità di far emergere il nostro ruolo sociale, che è quello dei rapporti, nei rapporti con le famiglie. Abbiamo avuto la provata nel periodo più difficile per noi, che è stato quello del Covid, in cui tutto si è bloccato. Avevamo la prospettiva, ahimè, di dover chiudere o comunque fare i conti con delle situazioni che venivano meno, e quindi le quote sociali e quindi la partecipazione dei genitori e quant'altro. Paradossalmente e incredibilmente dopo il Covid abbiamo aumentato il numero dei praticanti, e questo la dice lunga sulla funzione che noi esercitiamo. Abbiamo tantissime squadre, dagli under 6 in su fino alle prime squadre. Le famiglie si fidano dei nostri volontari, li chiamo così perché sono tecnici, sono volontari prima di tutto, dei nostri accompagnatori, delle nostre persone che seguono questi ragazzi con grande passione. I bambini lo sentono, i ragazzi lo sentono. Le regole le detta il rugby, non le dettiamo noi. Se uno è fuori, e lui che ha giocato, io non ho mai giocato, ma lui sì, mi dice, parlavamo prima, che ci sono regole ferree di spogliatoio che non si possono dimenticare. Questo è insomma la nostra realtà, e noi proprio per questo apriamo il dialogo anche in termini più ampi a quelli che sono il ruolo delle famiglie e il ruolo degli educatori. Ecco, io vedo collegato, non so se già ci sente, il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti in studio. Buongiorno. Senta, faccio una domanda anche a lei, perché poi volevo chiedere a Mirko Casteller l'importanza, dicevo, dello sport, l'importanza dello sport per i giovani in questo momento, che è un momento molto particolare. Ma l'importanza dello sport è determinante. Complimenti al dottor Casteller e al Rugby Villorba per questa iniziativa. Noi abbiamo avuto anche l'onore di avere il dottor Casteller nel nostro Dialoghiamo, disagio giovanile, che ogni anno facciamo. Sono delle conferenze legate appunto a questi disagi giovanili che stanno emergendo, ed è stata una serata molto interessante. Ripeto, complimenti per l'iniziativa. Noi a Villorba siamo fortunati perché abbiamo una vocazione sportiva, abbiamo un settore giovanile molto forte, ma soprattutto il rugby con i suoi 350 iscritti è veramente una cosa che si è da fare, insomma, è da fare soprattutto in campo e negli spogliatoi. Ci sono, dottor Casteller, delle regole nello sport, regole che oggi alcuni giovani, perché non parliamo di tutti i giovani, di alcuni giovani non rispettano. Assolutamente sì. La caratteristica del rugby è quello proprio del rispetto delle regole in campo,
in campo, raramente si vedono tafferugli negli spalti rispetto ad altri sport, perché in qualche modo il regolare le diatribe di partita avviene nel luogo più adeguato, che è il luogo di gioco. Questo insegna degli elementi molto importanti ai giovani, che il perimetro delle regole ha un luogo ben definito, che è la società, e il rispetto di tali regole significa avere un ruolo all'interno di quella società. Nel rugby c'è il gioco di mischia e il gioco di tre quarti. In alcuni momenti le terze linee possono intercambiarsi con le aperture dei tre quarti, per chi conosce il gioco tecnico. Però gli uomini di mischia hanno caratteristiche e rispettano regole come gli uomini dei tre quarti. Non si è mai campioni nel rugby, uso una parola molto forte. Nel rugby non c'è il leader campione assoluto come si vedono negli altri sport. Quello che succede nel rugby invece è che c'è una squadra. E quando tu hai la presunzione di essere il leader assoluto della squadra, spesso ti trovi solo nel rugby. È una caratteristica nel momento in cui tu pensi di eccellere rispetto agli altri. Questo immaginiamolo in proiezione rispetto alle dinamiche sociali che vediamo oggi, dove abbiamo gruppi di leader che controllano gli altri e che tendono a orientarli senza il rispetto delle regole. In questo sport, come in altri sport, ma in questo in modo particolare, emerge sempre la verità. Se non hai fiato, non arrivi. Se non hai tecnica, dopo i 18 anni, non arrivi in alto nelle squadre. Perché? Perché puoi farcela con la tua forza fino a 18 anni, ma se non hai affinato alcuni procedimenti tecnici non ne esci. Quindi le regole sono regole interne, prima ancora che regole di gioco. E poi esiste tutto un mondo, che è il mondo del terzo tempo. Nessuna squadra che gioca forte in campo e si scontra in campo litiga poi nel terzo tempo, cioè nel momento in cui tutti viviamo assieme appartenendo a un'unica grande realtà. Ecco, in quella giornata noi avremo occasione di sperimentare tutto questo, agganciando la logica della psicologia, della psicanalisi con elementi di esperienza concreta all'interno del gioco delle partite. Aggiungo solo un altro aspetto: quando iniziai a giocare, iniziai il Villorba Rugby, poi feci un percorso di un certo tipo nazionale ed altri. Io mi ricordo il primo allenatore. Questa era la sua squadra? Era la mia squadra, io sono partito proprio dal Villorba Rugby, ho lasciato il cuore, ci sono tornato, la mia origine è partita proprio lì all'inizio, diciamo, di quando ho iniziato la carriera. C'è un detto: il pallone non si sa mai dove rimbalza, ma è la vita. La vita tu non sai mai in quale punto possa rimbalzare e tu devi sempre essere pronto ad aspettarti un rimbalzo che non può avvenire, che non puoi programmare, che non puoi, però ti puoi difendere da questo. E il primo allenatore che io ebbi, e lo ebbi a Villorba, mi disse: ricordati che il pallone è come un bambino, tu lo devi coccolare, accudire e proteggere dagli altri. I rugbisti in campo, e in questo mi emoziono, quando giocano mettono la testa dove gli altri mettono il piede. E questa è la regola fondamentale che ogni rugbista ha quando gioca la partita della vita. Sindaco, non la vedo più, eccola qua. Sindaco, è importante parlare ai giovani direttamente per cercare di coinvolgerli maggiormente nelle cose, insomma, positive come lo sport? È importantissimo. Se posso citare un esempio che abbiamo fatto qui a Villorba, non con il rugby, ma con il nostro skate park. Noi non avevamo uno skate park fino a 8 anni fa e necessitava avere uno sport che non sono quelli convenzionali, dove tanti ragazzi, appunto, non praticando calcio, pallavolo e rugby, andavano in giro per le strade e facevano sport da strada. Con il progetto Giovani noi abbiamo detto: cos'è che serve a Villorba per attirare questi giovani che circolano nelle strade? Servono delle idee. Quindi, assieme alle associazioni sportive, compreso il rugby, abbiamo divulgato un sondaggio per capire cosa mancava per questi ragazzi, appunto, che non avevano l'amore per lo sport. E alla fine mancava uno skate park. Perché sembra di no, ma noi abbiamo 300 iscritti allo skate park. Ma lo skate park non l'abbiamo fatto noi con l'ufficio tecnico, è stato realizzato proprio dai ragazzi. Ho messo insieme i ragazzi che si sono messi disponibili assieme all'ufficio tecnico del comune per realizzare questo skate park a loro somiglianza. Quindi non c'è un disegno fatto da un geometra, poi è stato raffinato appunto dall'ufficio tecnico, ma l'hanno costruito loro. Quindi bisogna ascoltare i ragazzi e partire sempre da un'età giovanissima.
Se noi ascoltiamo i ragazzi, poi i ragazzi con il passaparola portano nella retta via, se si può dire, mi permetta dottore, anche quelli che magari deviano. Come hanno preso le famiglie, ma soprattutto i ragazzi, questo incontro che verrà fatto? Facciamo i conti con una realtà molto sfaccettata, il nostro club e la nostra società è piena zeppa di impegni, per cui le famiglie sicuramente sono molto vicine ai giocatori e ai ragazzi, difficilmente le mamme tornano a casa per poi venirli a prendere, quindi vivono la dimensione del bordo campo o della tribuna guardando i loro figli giocare con partecipazione. Il problema di fondo è che quando ci sono delle manifestazioni anche esterne, al di là delle regole dell'agonismo e degli allenamenti, i richiami sono importanti, però c'è anche la vita di famiglia che purtroppo incide. Detto questo, però, questo non vuol dire che è un atteggiamento a prioristico per cui snobbano le situazioni, certo. Anzi le capiscono. Devo dire di più che sono le prime le mamme, parlo di mamme ma ovviamente anche i papà, ma i papà sono quelli della domenica, della tribuna in cui guardano i propri figli giocare, le mamme li vedono allenare tutta la settimana e poi magari giocano. Ecco, si trovano nella situazione in cui vedono crescere i propri figli sia dentro che fuori il campo, quindi nel momento in cui ci sono incontri come questo c'è il valore della formazione è sentito. C'è una piccola differenza che non è un bla bla bla. Da noi le regole sono regole perché, come diceva il dottore prima, vengono insegnate e sono nella natura dello sport, ma sono anche una forma di rispetto reciproco, perché quando c'è qualcosa da imparare tutti sono veramente attenti e disposti a imparare qualche cosa, e il ruolo degli educatori è importantissimo. Su questo devo dire che purtroppo la riforma dello sport recente ha messo in condizioni le piccole società come la nostra di fare i conti con un'organizzazione spesso farraginosa, faraonica, normata da cose che non meritiamo, dico con un termine un po' provocatorio, perché queste sono cose da grandi club che hanno grandi ciri di soldi. Noi abbiamo un bilancio risicato e facciamo fatica a tenere 70 volontari dietro una società come la nostra, ma non perché li paghiamo in nero, ma perché loro sono talmente generosi e disponibili per cui non chiedono né pezzi di carta né carte da firmare. Ecco, ci sono stati ragazzi nel vostro club, come purtroppo succede un po' dappertutto, che magari hanno perso la retta via, siete riusciti a recuperare? Perché poi lo sport è anche questo. Sì, diciamo che io ho una mia visione che è un po' a comparti. Il mondo dello sport lo si vive chissà perché dalle 15 in poi, o la domenica pomeriggio. Il mondo dello sport dovrebbe permeare tutta una serie di situazioni anche prima nel mondo della scuola, ma arriviamo al paradosso, non tanto per il rugby quanto per altre discipline, dove il campioncino o il ragazzo o la ragazza che hanno sicuramente delle doti, alle volte non dico sono boicottati, ma sicuramente sono guardati con un po' di diffidenza dagli insegnanti a scuola, dove in qualche modo prima c'è la scuola e poi c'è lo sport. Sicuramente è così. Viceversa ho delle prove opposte in cui si capiscono i professori, capiscono l'importanza dello sport e aiutano. Questo per dire che nell'arco di una giornata lo sport impegna, diciamo che ci sono sport che trascinano gli insegnamenti anche nella vita e il rugby è uno di questi. Il calcio è già un discorso un po' diverso, più a parte. Certo. Sindaco, prima di passare un attimo a lei, Sindaco, questo è un momento difficile, l'abbiamo detto, per i giovani, ne abbiamo parlato ormai anche troppo, e iniziative come questa del dottor Casteller di parlare direttamente in queste società, in questi sport, che non è solo la pallovale ma ci sono anche altri sport che potrebbero coinvolgere anche questi incontri, sono fondamentali. Sindaco, perché anche nel suo comune, insomma, come in tutti i comuni purtroppo ci sono insomma, ragazzi che diciamo hanno troppo tempo da sfruttare e quindi magari perdono la retta via. Confermo. Allora, ma io faccio un invito allora
sia al dottor Castellare e anche a Brando, magari possiamo pensare di, dopo questo incontro di lunedì, possiamo pensare di coinvolgere le società sportive che sono attorno al rugby, quindi il calcio, anche se, come ha detto Brando, è un po' diverso, ma lì ci sono altre attività sportive. Abbiamo un gruppo di atleti che fanno atletica leggera, siamo arrivati a 250 iscritti, tutti in età giovanile. Quindi, ripeto, per me è una buonissima idea. Perché non coinvolgere anche altre associazioni sportive? Adesso cedo la palla a lei. Mi lancio sulla palla a rimbalzo, perché nel rugby bisogna prendere la palla, non possiamo attenderla. Cioè, in qualche altro sport si attende la palla, qui bisogna andarla a prendere. La prendo a rimbalzo, la faccio mia e inizio a giocarla, direi, perché uno degli elementi importanti, a mio avviso, che sta emergendo, che dico sempre ai genitori, un complimento alla Villorba Rugby e al Comune, una sinergia, e qui si vede molto bene il fatto che dovete sempre dubitare dei figli perfetti e performanti. Si pensa che nel rugby ci sia contatto, ci sia fisicità, e quindi c'è l'ipotesi, portateli in campo, perché voi avete la convinzione di avere i vostri figli nelle camerette connessi alla rete, che siano più al sicuro di un gioco di squadra nel campo. Portateli nella realtà, perché per quanto stimolante, dura possa essere la vita, se stanno nella realtà comprendono il valore della propria esistenza e delle proprie relazioni. Il gioco di squadra è un gioco che li rende reali. Se non è un gioco di squadra, lo si vede, qui c'è un gioco tra un'istituzione, una squadra a livello territoriale e una determinata professionalità. Se non ci fosse una visione sinergica di una squadra, questo non potrebbe mai avvenire, nemmeno nella dinamica di una società. Quindi portateli in campo. Non ha importanza se questi figli prendono 4 e 5 a scuola, io continuo a dirlo, mi scusi, perché? Perché lì è un tema formativo, noi abbiamo un problema educativo, qui siamo sul tema educare a valori, a principi e elementi fondamentali della vita. Mi rendo conto che delle volte i figli performanti e in qualche modo a grandi risultati scolastici siano belli da presentare agli amici, mentre quelli che prendono 4 e 5 a scuola non so. Sinceramente ritengo che sia più importante il figlio rispetto al valore sociale del genitore nella relazione con l'altro. Ecco, nel rugby emerge sempre la verità. Tu non puoi raccontare che hai forza, che hai stile, che hai fiato se non ce l'hai. Se non ce l'hai, prima o poi ti fermi e gli altri lo notano, ecco questo. Noi siamo arrivati ormai quasi al termine di questa edizione e intanto volevo ringraziare il sindaco e dire che ci sono anche altre iniziative ovviamente per aiutare questi ragazzi oltre allo sport. Ma sì, noi come amministrazione ormai da 5-6 anni abbiamo messo alcuni progetti, quindi uno di questo si chiama Progetto Polaris, è uno spazio ascolto per adolescenti e famiglie che prevede appunto uno sportello dove gli adulti si accolgono sia i genitori che appunto i figli che hanno manifestato un malessere di adolescenza. Siamo intervenuti anche all'interno delle scuole, soprattutto nelle scuole medie, in particolare nelle seconde medie con Emozioni in Gioco. Questo è già dal 2019, è uno sportello dedicato alla scuola secondaria di primo grado che va appunto sempre in ambito scolastico, va a coinvolgere docenti, genitori e ragazzi, là per, dove è possibile, trovare il modo di smorzare quelle emozioni che potrebbero essere emozioni violente da adulti. Ecco, noi stiamo cercando di proporre in vari settori quello che possiamo fare, insomma, come amministrazione. Sindaco, intanto io la ringrazio, grazie davvero per aver accettato anche il nostro invito. Grazie a voi. Prandi l'invito, insomma, ai giovani, venite a provare almeno la palla ovale. Un nanosecondo per dire che lo sport, il rugby è anche integrazione femminile. Noi siamo una società tra le più grosse in Italia, con un movimento femminile importante, non solo al vertice ma anche alla base. Abbiamo 2 scudetti conquistati e le ragazze sono splendide.
Lei ha accettato già l'invito? Vi aspettiamo in campo. Grazie davvero da Mirko Casteller, grazie a Brando Prandi, al sindaco di Villorba. Noi siamo arrivati davvero al termine, l'appuntamento per la prima edizione è sempre per domani. Io ringrazio soprattutto i registi Antonio Esposito e Renato Capoio che ci hanno seguito fin qui, grazie davvero, l'appuntamento domani, arrivederci.